Ciao Aiù e oggi cominciate a rapire Fanest perché oggi è genovese. Venite a pensare che a preparare insieme. E per fare genovese l'ingrediente principale è la cipolla ramata, quella là di Montoro. Poi ci vuole pezzi di muscolo, l'olio extravergine, azite, che spezziamo a roppa perché c'è da stare ricchiatella, pecorino parmigiano, un po' di carote, un po' di sete, una sfumata di vino rosso e poi ci vuole la foglia di lauro perché non ha da mai mancare. Andiamo a tagliare a pezzi grossi, non troppo piccoli, se no andranno troppo a sciogliersi nel sugo, dei bei pezzettoni così. Abbiamo lasciato un po' di grasso che è tutto sapore. Ma è un momento più bello, quello che ti fa piangere senza immazzate. Un po' di pazienza. Per fare genovese oggi ci vuole tanta pazienza, perché si ha da fare piano piano. E il piatto che la rumenica, quello che facevano il nonno nostro, lo facciamo bello bello. La genovese è una storia antica in Napoli. Nasce in due porti, mezzo in taverna, e la gente è venuta a mare. La carne, tanti cipolle, cotta lenta lenta, senza fretta per ore. Un uomo forse non è napolitano, ma che sa sarza sì, lo è fino a dentro cuore. È un piatto e pazienza, e tempo, e famiglie riunite a domenica. Quando profuma cipolla, sa che per tutta la casa. Non è solo un sugo, è la dimostrazione che a Napoli, pure con poco, si è sempre saputo fare un capolavoro. Dopo il video facciamo il film Baciami ancora, meno male, è l'ultimo, mamma mia. Facciamo girarlo un po', senza bucarla mi raccomando. Da attaccare sul fondo della pentola, sta facendo la sua crosticina, che è tutto il nostro sapore eccezionale della nostra genovese. Ora ci andiamo ad aprire un po' di aglianico e la facciamo imbriacare un po' a sta carne. E che profumo! Una volta rosolata ben benino la carne, abbiamo perso tutto l'alcol del vino, andiamo a buttarci tutte le cipolle. Un pizzichino di sale, così facciamo uscire tutta l'acqua dalle cipolle. E poi ci mettiamo una fogliolina d'alloro o lauro, vedete voi come volete chiamare. È diventata una crema fantastica, tutta la carne si è sciolta al suo interno. Eccoci qua. La genovese è buono, ma sa da aspettare giù. Andiamo a rimuovere la fogliolina di alloro. Completiamo il tutto. Aggiustiamo un altro po' di sale, un altro pochino di pepe. Mamma mia che spettacolo ragazzi. Mettiamo in padella. Guardate questa carne che si è sfaldata tutta. E ci aggiungiamo un po' del nostro basilico fresco, che bolle l'acqua e a spezzolzite a così per un po' e a fare su matrimonio. Guarda, si rompe con un grissino, guardate qua, guarda. Eccoci qua ragazzi, l'acqua bolle, giù di sale e andiamo giù col nostro zito. Poi ci stanno due scuole di pensiero, chi la carne la toglie prima e poi dopo la riscalda e si mangia spezzatine per secondo. A me mi piace che si squagli tutto quando è cadendo e si amalgama insieme la pasta e mi mangio tutto così insieme.
perché non mi mangio secondo sto a dieta. Pasta leggermente al dente, in modo da saltare giusto un minutino nella nostra crema di cipolla e carne. Ecco qua, ultima saltata e andiamo a impiattare. E per finire un altro pochino di parmigiano su, che non guasta mai. Qua già fa, ma ci sacrifica come sempre. Che spettacolo, ragazzi. Oddio, se volete la ricetta, mettetelo più, coppa pagina e tutte le mie ricette saranno tutte vostre.